Enzo Di Natali, la sua proposta per la città di Agrigento per la prossima candidatura. Ricordiamo che nel 2025 la città andrà a votare rinnovando i maggiori figure istituzionali, tra cui il primo cittadino. 2025 è l'anno della cultura e deve essere anche l'anno del cambiamento. E per un cambiamento occorre che ci sia una figura di qualità che abbia una adeguata preparazione nonché una esperienza amministrativa di alto livello. Chi in questi anni ha dato testimonianza di queste qualità è proprio Enzo Fontana, il quale da presidente della provincia, soprattutto da presidente della provincia, ha realizzato opere di grandissimo interesse, opere che riguardano il mondo della scuola, la viabilità, per citarne soltanto alcune. Ma è stato anche un uomo di grande mediazione culturale e politica. La città ha bisogno proprio di queste figure per un rilancio. Se vogliamo cambiare, cambiare con la testimonianza, con la preparazione e con la competenza. La città è stata dilaniata tra i sì e i no, tra chi era d'accordo e scontento su questo concerto del volo, 1.200.000 euro da un lato, tanta promozione ovviamente in vista di captare la cultura, dall'altro molta gente si è lamentata per la mancanza di infrastrutture, come una tra tutte l'acqua, la rete idrica. Ecco, un suo parere. Io sono dell'avviso che spesso Agrigento cade in questa forma di provincialismo, di pensiero, di culturale. Io condivido la scelta del concerto del volo perché darà una visibilità ad Agrigento, pensare che sarà trasmesso dal Tempio della Concordia. Certo, la Valle dei Templi è patrimonio dell'umanità, è conosciuta in tutto il mondo, così la Valle dei Templi. Tuttavia, trasmettere un concerto dal Tempio della Concordia è davvero qualcosa di straordinario, che sarà un contributo alla crescita del turismo nella città. E tutto quanto serve per la crescita culturale e turistica della città va fatto. Per cui io condivido e mi è dispiaciuto tutto questo chiacchiericcio che è venuto attorno.